Appuntamento alla Loggia del Capitano in Piazza dei Signori. Sono i bimbi, i ragazzini accompagnati da mamma e papà e dai fratellini. Oggi è il loro momento. Sono i 15 vincitori dei 3 concorsi a seconda delle fasce d'età che l'assessorato all'istruzione di Vicenza aveva lanciato in pieno lockdown, volto a far esprimere a disegni, parole e canzoni come loro, i ragazzini, stavano vivendo questo particolare momento. I premi, grazie anche all'intervento economico di IPAB minori, sono computer e tablet, esigenza diventata primaria in tempo di lezioni online. Vittoria, Allora Vittoria, sei contenta? Adesso hai anche un tablet per la scuola. grazie. C'è chi ha lavorato singolarmente, chi con i fratelli, con la supervisione della mamma. Si sono sicuramente divertiti perché li ho stimolati col fatto che sicuramente se facevano qualcosa di bello insieme avevano la possibilità di vincere qualcosa in questo caso. Sono usciti lavori bellissimi, tantissimi. Abbiamo scelto, speriamo, con il massimo dell'obiettività e abbiamo previsto alla fine anche un premio speciale per una bimba piccolissima per premiare anche la famiglia che ha creduto in questa iniziativa. La piccola vincitrice si chiama Anna, è da 8 mesi e mezzo, ma è già creativa. È stato più un gioco, ecco, visto che i fratelli hanno partecipato con la filastrocca, abbiamo detto proviamo anche con Anna, vediamo. E abbiamo scelto un'opera che fosse astrattista, quindi più semplice da realizzare in maniera da trasformare in maniera creativa. Ma come sono stati questi mesi a casa di lezioni online? Lo abbiamo chiesto ad Alessia. È stato molto diverso, però è stato anche bello. Sei riuscita a fare lo stesso le lezioni? Ti è piaciuto farle online? Sì. Meglio che andare a scuola. No. Cosa ti è mancato di più? I compagni e le maestre.